in tutto in Italia circa 150 i licei classici che aderiscono alla Notte Bianca, un'iniziativa nata da un insegnante di Acireale che poi ha coinvolto un po' a tappeto i vari licei classici. Un'occasione per rilanciare la cultura umanistica, l'unica probabilmente che può recuperare, aiutare a recuperare quei valori che si stanno perdendo. Certo, oggi si parla di buona scuola e la buona scuola è tutta la scuola, e però noi che siamo siciliani, la culla della civiltà, non possiamo sottrarci da valutare come i percorsi educativi classici hanno fondato la nostra storia, la nostra cultura, proveniamo da quel mondo. Agrigento è la testimonianza, la nostra vocazione è la testimonianza di cosa significa la cultura classica è la cultura. Io faccio questo mestiere, sono il provveditore di tutta la scuola agrigentina, di tutte le tipologie, gli indirizzi, iniziando anche dai percorsi della scuola dell'infanzia. E però la vocazione degli studi umanistici è una vocazione che per chi ha fatto questo percorso rimane dentro. Liceo classico Empedocle di Agrigento che aderisce alla Notte Bianca con quale finalità e soprattutto con quale spirito? A questa straordinaria iniziativa abbiamo aderito subito con grandissimo entusiasmo, pensando che potesse essere una occasione, un'opportunità, peraltro del tutto inedita, di poter parlare di istruzione classica, di poter parlare e di poter raccontare questo nostro liceo e questo nostro amore per gli studi classici. Sono di quelle splendide occasioni in cui in fondo la scuola ha la possibilità di raccontare se stessa, rappresentarsi e mostrare quali siano le attività didattiche, quali siano le attività culturali e quali siano le finalità che si propone e che cerca di realizzare costantemente attraverso le attività curricolari, attraverso tutte le attività progettuali che arricchiscono il curricolo e l'offerta formativa. È un'occasione per ripensare anche se stessi, per proporsi e farsi conoscere anche nel territorio, anche in una maniera sicuramente forse più vicina, che aiuta gli altri a capire come il liceo classico, che pure coltiva lo studio di discipline ritenute patrimonio di una tradizione ma anche del passato, è la scuola forse più aperta e più rivolta al futuro, in nome certamente di quel principio che non c'è nulla di più innovativo di ciò che ha le radici nel passato. Tutto questo perché le radici danno fondamento, danno forza, danno sostegno e soprattutto consentono di avere poi il giusto slancio, la giusta forza per guardare al futuro. Dunque, come dire, anche un'occasione, quella di oggi, per sottolineare attraverso i vari laboratori di arte, letteratura, musica e quant'altro, per sottolineare l'estrema attualità degli studi umanistici, anche in una chiave di recupero di quei valori che oggi si stanno perdendo. Ecco il motivo per cui abbiamo ritenuto che partecipare a questa notte dovesse significare trasmettere anche il senso che noi vogliamo dare alla nostra proposta culturale. Nel momento in cui noi cerchiamo di realizzare al meglio le finalità del liceo classico, ci rendiamo conto forse di portare avanti anche un impegno civile, un impegno fondamentale per una società che pare in fondo spesso avere anche dimenticato il richiamo alle proprie radici, il valore della cultura, per una sorta di disaffezione che pare tante volte si colga in nome di quei comportamenti o di quegli atteggiamenti che sono poi invece soltanto legati alla fretta, che sono legati anche ad una necessità forse di consumare tutto e subito, pensando che nel passato non ci sia nulla da recuperare. Noi invece riteniamo che proprio questo connubio inscindibile che possa sicuramente fondare anche una cultura e una formazione umanistica che non vuole essere basata sulla contrapposizione tra discipline classiche e discipline scientifiche, perché dentro il concetto di classicità e di classicismo ricomprendiamo sicuramente un modello di cultura che guarda all'umanesimo, che guarda alla persona umana e che concepisce
un ideale unitario dove le discipline linguistiche, espressive, filologiche e storiche sono diciamo studiate con altrettanto rigore e con altrettanta attenzione di quanto non lo siano anche quelle discipline scientifiche e matematiche che poi vengono anche contestualizzate in una lettura di tipo storico e di tipo anche sociologico. Percorso che voi alunni avete vissuto in che modo? Noi abbiamo sempre in questo progetto abbiamo sempre tentato di far rendere conto alla gente che il mondo classico è ancora vivo tutt'oggi e che molto spesso i pensieri e anche gli autori ci hanno aiutato a capire meglio cosa fosse l'accoglienza verso il diverso, se proprio lo dobbiamo chiamare così, se realmente esiste la figura del diverso, chi è il diverso in questo caso. Abbiamo tentato di fare un lavoro che partisse dalla figura dei classici, come la figura di Nausicaa che accoglie Ulisse nudo, senza una casa e senza un tetto, quindi lo accoglie con amore, nonostante sia comunque una donna sola e nonostante sia lui un uomo che non conosce, quindi avrebbe tutte le ragioni del mondo, se vogliamo pensare in maniera odierna, per non dare aiuto, e invece lo dà e lo dà con tanta gioia. Quindi vogliamo sensibilizzare attraverso il mondo classico, attraverso i nostri studi, la gente che pensa che il diverso esista e pensa soprattutto che in un momento come questo, dove vediamo soprattutto qua ad Agrigento e soprattutto qua in Sicilia milioni e milioni di sbarchi con gente che rischia la propria vita in situazioni limite per cambiarla, appunto, quanto sia giusto mettergli, diciamo, i bastoni fra le ruote e quanto invece sia giusto aiutarli. Quella di oggi che vede protagonisti insieme agli alunni anche gli insegnanti, un'occasione per riscoprire gli studi umanistici e il liceo classico vivo e attuale più che mai. Sì, infatti è proprio così. Il percorso che stiamo proponendo questa sera riguarda infatti uno dei temi di maggiore attualità, che è il rapporto con l'altro, visto che oggi più che mai ci confrontiamo giocoforza con presenze diverse sul nostro territorio dovute proprio ai flussi migratori che si sono incrementati notevolmente. La nostra docente di filosofia che ha cercato di sensibilizzarci con lo studio della filosofia, tant'è da apportare una fusione tra la nostra classe e la classe di terzo, ovvero praticamente collimando le nostre conoscenze acquisite in questa parte di anno, quali sono i filosofi presocratici, anche Socrate e Platone in questo caso, che possono fornirci degli spunti di riflessione per questo attentato che c'è stato, che è semplicemente un cercare di reprimere quella libertà di pensiero e di parola, e i nostri compagni di terzo liceo non stanno facendo altro con l'ausilio, possiamo così definire, dei filosofi del Novecento, inizio Novecento, quale Nietzsche e Schopenhauer, possono anche darci altri spunti di riflessione che noi non possiamo avere quest'anno ma tra 2 anni, di libertà di pensiero e di parola che loro hanno avuto queste riflessioni tramite vari esempi, vari aneddoti che ci racconteranno nella vita di questi filosofi. Non sono i sacrifici che fanno arrabbiare, è la mancanza di credito, la cecità della burocrazia che fa arrabbiare. Deve finire il tempo dei furbi, deve nascere il tempo del merito, dell'equità, della responsabilità. I ritardati pagamenti ti mettono in ginocchio. Come fa un'impresa a correre in ginocchio? Noi abbiamo vissuto meglio dei nostri padri e i nostri figli dovranno vivere meglio di noi. I loro sogni sono la nostra responsabilità. CNA e le imprese, l'Italia che sostiene l'Italia. CNA.it. Uscire dalla violenza si può. Telefono aiuto 0922 22 922.
800 961 931. Telegiornali, programmi di informazione, culturali, sportivi ed intrattenimento, talk show dal 1981, questo è Televideo Agrigento, una continua, costante ricerca di evoluzione attraverso un costante adeguamento alle nuove tecnologie per mezzo di attrezzature, servizi e professionalità. Rinnovamento dei palinsesti dei programmi di informazione, una rassegna stampa in diretta tutte le mattine, dal lunedì al sabato, dalle 7:45. E con una nuova edizione di TG Domenica, in diretta alle ore 13, con repliche alle 13:45, 18, 20 e 23:30. Tutto questo è Televideo Agrigento. I programmi di TVA sono visibili in tutte le province siciliane, con LCN 92. E sulla nostra seconda rete, Amica TV LCN 628. Streaming live su internet www.videoagrigento.tv, dove potrete trovare anche le nostre notizie ed i nostri programmi online. TVA, la tua TV regionale, sempre in crescita. TVA, una professionalità ricca di esperienza per una TV sempre giovane.